Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video dell'Esperta di calciomercato. Basta, napoletano, come state? Spero tutto bene. Allora, in questo video analizzeremo un po' di tattiche di qualche allenatore. Come inizio di questa serie, direi di parlare di un allenatore molto che ha fatto la storia nel Napoli, sia in passato che nella storia recente del Napoli, come l'abbiamo visto dalla stagione 23-24, o anche dalla stagione 14-15 fino alla 18-19 più o meno. Cioè Mazzarri ha un'idea di calcio molto posizionale, cioè una tecnica di posizione, cioè tu devi stare qua, tu qua, tu qua, e anche un'idea di calcio offensivo basata sul dominio del pallone, sul restare in determinate posizioni con soprattutto non cambiarle tanto, magari cercare di tenere tutti i giocatori perfetti e contati per la sua idea tattica, e avere dei ritmi molto alti negli allenamenti e in partita, avere un pressing molto cioè un pressing molto cattivo, tra virgolette, lasciatemi il termine. Stavo dicendo, il suo modulo per avere questa difesa alta, le ali più alte, le mezzali, un regista basso, con due mezzali, l'unico modulo possibile è un 3-4-3. Cioè no, il 3-4-3, scusate, il 4-3-3. E bisogna anche avere una sponda, scusa, una punta d'attacco, un attaccante centrale che ti fa sicuramente più di 14, 15, 16 gol a stagione, ma che ti fa anche da sponda alle ali e tutto. Poi ovviamente ragazzi, come tutti i moduli, tutte le analisi, tutte le idee tattiche, le idee di calcio di ogni allenatore, ci sono anche dei limiti, delle cose cattive, come le posso chiamare? Vabbè, non mi viene il termine. Vabbè, diciamo dei limiti. Come per esempio la poca flessibilità, cioè che serve tempo per adattarsi, servono i giocatori giusti per ovviamente fare il suo tipo di calcio, come per esempio Cavani, per dire Higuain anche, poi non mi vengono in mente altri, però ce ne sono, per esempio un Osimhen, un Kvara, vogliamo pure metterlo che sia quel 2023, nella stagione 23-24, si sarebbero adattati, ok? Entrambi al gioco di Mazzarri, più tutti gli altri giocatori sarebbe uscito nello schifo più totale, sarebbe uscito qualcosa di buono, fatemelo dire. Poi magari anche un
mobile, un esempio di registra basso, regista basso e Giorginio, possiamo mettere pure Lobotka, mettiamocelo, e molti altri. Bene ragazzi, in questo video vi ricordo che è in collaborazione con The World of Football, in collaborazione con The World of Football, e vi ricordo di lasciare un bel like e di iscrivervi al canale. Ciao, a giù!